Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. A Taglio di Po, paese delle tante associazioni, ce n'è una in particolare formata da sole donne, con la passione del cucito, ma soprattutto che condividono la loro passione per il piacere di stare assieme. Ascoltiamo il sindaco Leila Marangoni che con piacere li ha accolti in sala consigliare e loro hanno ricambiato con una importante sorpresa. Siamo qua in questa sala comunale che è la casa di tutti noi cittadini tagliolesi per dire grazie a queste signore, grazie perché hanno creato un gruppo molto affiatato, un gruppo che permette loro di realizzare dei bei lavori e nello stesso tempo anche di consolidare un'amicizia. E il grazie anche da parte dell'intera comunità, perché dovete sapere che queste signore hanno realizzato dei lavori bellissimi e li hanno offerti nel periodo natalizio quali doni. Da queste donazioni qualcuno ha dato così un'offerta che loro hanno deciso di non tenere per sé ma per offrire alla comunità. Di conseguenza hanno offerto un importo per 10 buoni da 25 euro cada uno che l'ufficio assistenza avrà premura di consegnare alle persone bisognose del territorio. È qualcosa che mi fa onore, un grazie di cuore e buon lavoro. Volevo anche dire che prossimamente faranno i loro bei lavori in questa sala. Qualcuno ha detto come mai in sala consigliare? Sì, perché è la loro casa. Di conseguenza dobbiamo anche questa sfruttarla per le cose piacevoli, non solo per decisioni che potrebbero a volte essere danose. Grazie, continuate così. Grazie a te. Grazie.